diranno: noi vogliamo Dio. Molto sinteticamente, la biografia di Sant'Antonio scrive: riconduceva a pace fraterna i discordi. Antonio, figlio del poverello di Assisi, che della pace ne aveva fatto un saluto, il Signore ti dia pace, operò continuamente per la pace. Pace all'interno delle coscienze, prima di tutto. Pace nella famiglia, pace tra famiglie in lotta, pace tra le città. Scrive Sant'Antonio: in questo mondo c'è vanità e falsità, calunnie dei più forti contro i poveri, per cui versano lacrime gli innocenti e non c'è nessuno che li conforti. Fratelli carissimi, preghiamo il Signore Gesù Cristo di entrare nelle nostre case e di scacciarvi l'agitazione, di ridonarci quiete e pace, di farci mangiare il pane della sua volontà, di perdonarci i peccati e di renderci perseveranti sino alla fine. Chiediamo con insistenza il dono della pace e diciamo: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo per i paesi che soffrono a causa della guerra. Sant'Antonio, noi ti preghiamo per i cristiani perseguitati a causa della fede. Sant'Antonio, noi ti preghiamo per ogni uomo oppresso dalle ideologie politiche. Sant'Antonio, noi ti preghiamo perché sia rispettato il diritto alla vita e difesa la dignità di ogni uomo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo perché le nostre famiglie siano luoghi di comunione e di perdono vicendevole. Sant'Antonio, noi ti preghiamo perché ognuno di noi si impegni ad essere uomo di pace ovunque si trova. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro che Che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, che predicasti la pace e fosti promotore attivo della pace, intercedi per il nostro mondo la pace. Sono caduti i muri del totalitarismo, ma si sono sprigionati ovunque nuovi focolai di guerre, con il loro bagaglio di sofferenza, di sangue e di morte. Ottienici di non rimanere indifferenti di fronte a tante tragedie e di operare attivamente perché ogni controversia, piccola o grande, sia appianata con il dialogo e la comprensione. Ce lo ottenga colui che risorto ha voluto farci dono della sua pace, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno o dei miracoli. Madonna Pellegrina. Madonna Pellegrina. Una volta conosciuta la grande cultura teologica di frate Antonio, i suoi confratelli lo incaricarono del ministero della predicazione. Annunciava il Vangelo con competenza dottrinale e zelo missionario, ma soprattutto era lui stesso il primo a viverlo. Ammirato della sua grande conoscenza della scrittura, il Papa Gregorio IX, che l'aveva ascoltato di persona, ha definito Antonio arca testamenti, cioè arca della parola di Dio. E Dio ha voluto onorare il suo servo, che tanto si era prodigato per l'annuncio della parola,
facendone ritrovare incorrotta la lingua a più di 30 anni dalla morte. Scrive Sant'Antonio: come l'oro è il più prezioso dei metalli, così la sacra dottrina sovrasta ogni altra scienza. Chi non conosce la scrittura è un analfabeta. È grande segno di predestinazione ascoltare volentieri le parole di Dio e sentire le notizie della patria celeste, come uno che volentieri ascolta quanto gli viene comunicato a proposito della patria terrena. Invochiamo l'intercessione di Sant'Antonio, dicendogli: Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Papa, i Vescovi ed i sacerdoti siano annunciatori fedeli e appassionati della salvezza. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il messaggero di Sant'Antonio continui ad essere la voce del Santo, diffondendo i valori della fede e della verità. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché la parola di Dio sia costantemente presente nella nostra vita. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché il Vangelo di Cristo sia luce nel nostro cammino. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché le nostre scelte di vita siano coraggiose ed evangeliche. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Perché impariamo ad accogliere e a vivere la parola di Dio senza vergognarci. Sant'Antonio, noi ti preghiamo. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. o Sant'Antonio, che fosti un ascoltatore attento della parola di Dio e poi un instancabile predicatore del Vangelo, ottienici dal Signore un grande amore per la sua parola. Fa che la accogliamo con cuore attento e docile e che le permettiamo di portare nella nostra vita quei frutti di conversione e di santità che essa si propone. Ce lo conceda colui che ti ha chiamato a essere ministro fedele della parola, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora le bande suoneranno, a te sorrise invano.
senza una reciproca separazione riunite tutte le nazioni. È celebre il miracolo raccontato nella vita di Sant'Antonio del giumento che si inginocchia ad adorare l'Eucaristia. Gli eretici di Rimini, il fatto sarebbe avvenuto in quella città, che negavano la presenza reale di Gesù nel pane eucaristico, lanciarono a Sant'Antonio una singolare sfida. Noi crederemo che un nostro giumento, lasciato digiuno per 3 giorni e posto davanti a quello che tu affermi essere il corpo di Cristo e davanti a un cesto di biada, si affretterà ad adorare il tuo Dio trascurando il fieno. E fu proprio quello che accadde. Scrive Sant'Antonio: Cristo ha lasciato per noi tutti la sua presenza nel sacramento dell'Eucaristia, nell'amore fraterno, nel mistero della Chiesa. Nella Chiesa, come in una nuova Betlemme, che significa casa del pane, Gesù ci alimenta del pane del suo corpo, un pane che dà forza per sostenere ogni fatica e che produce un doppio effetto in chi se ne ciba degnamente. Smorza il vigore della tentazione e accresce l'amorosa pietà, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Dobbiamo fermamente credere che quello stesso corpo che nacque dalla Vergine, fu ucciso e risuscitò, è veramente quello che la Chiesa ogni giorno consacra nella Santa Messa e distribuisce ai fedeli. Presentiamo le nostre invocazioni dicendo: Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Perché crediamo nella presenza viva di Gesù nell'Eucaristia, Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché riscopriamo la domenica come giorno del Signore. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché accogliamo nella nostra vita il dono dell'Eucaristia. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché crediamo che il Signore Gesù è sempre in mezzo a noi. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché tutta la nostra vita diventi un rendimento di grazie. Sant'Antonio, ottienici una fede viva, perché viviamo sempre in comunione con Dio e con i fratelli. Sant'Antonio, ottienici una fede viva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, grande devoto dell'Eucaristia, ottieni a noi tutti una fede viva nel mistero del sacramento eucaristico. Che la Santa Messa diventi il centro del nostro tempo, che vi partecipiamo con assiduità e fervore per ascoltare la parola di Dio, per ricevere la forza del pane eucaristico e per fare l'esperienza di formare un solo corpo con gli altri fratelli. Ce lo conceda colui che per noi si è fatto pane vivo, Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come
Salve, o Santo. Ma poi Sant'Antonio amò la Chiesa, per questo ne ha difeso l'integrità contro quanti, come gli eretici, attentavano alla sua unità, ma anche contro quegli uomini di Chiesa, prelati, vescovi o cardinali, che la rovinavano con la loro poco edificante condotta di vita. E nello stesso tempo, come San Francesco, è stato tenace ricostruttore della Chiesa mediante la predicazione, il ministero sacramentale e la sua vita di penitenza. Scrive Sant'Antonio: chi vuol possedere Dio e trovare la via sicura dell'intimità con Lui deve rimanere nella sua famiglia, la Chiesa, fare vita di famiglia, perché in essa i rapporti con il Padre Celeste e con i fratelli si compiono nella fede e nell'amore. Le sentinelle della Chiesa sono tutte cieche, prive della luce e della scienza. Comprano e vendono e rivendono la verità con menzogne e opprimono la giustizia con simonie. La famiglia dei fedeli si separa dalla stabilità della fede e della santità della vita a causa dell'esempio di molti prelati malvagi. Sant'Antonio, annunciatore del Vangelo, prega per noi. Sacerdote dal cuore accogliente, prega per noi. Predicatore infaticabile della parola di Dio, prega per noi. Dottore evangelico della Chiesa, prega per noi.
sapienza, prega per noi. Maestro spirituale, prega per noi. Modello di obbedienza, prega per noi. Vaso di santità, prega per noi. Sant'Antonio, pilastro della Chiesa, prega per noi. Perfetto imitatore di San Francesco, prega per noi. Immagine di Gesù Cristo, prega per noi. Maestro degli ignoranti, prega per noi. Operatore di miracoli, prega per noi. Santo che tutto il mondo ama, prega per noi. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ci rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Sant'Antonio, l'amore per la Chiesa bruciava nel tuo cuore e la salvezza di tutti gli uomini era diventata la tua passione. Era questo amore che ti strappava parole di fuoco e faceva di te il profeta libero e franco. Ottieni l'unità della Chiesa, oggi più che mai divisa in tante confessioni. Ottieni santità di vita per il Papa Francesco e per tutti i nostri vescovi e sacerdoti. Ottieni che tutti i fedeli si sentano parte viva e responsabile della Chiesa. Se lo conceda colui che è capo del corpo della Chiesa, Gesù Cristo nostro Signore. Amen.